deflusso ecologico è un tema centrale in questo momento di cambiamenti climatici, perché dovrebbe soddisfare quella che è l'esigenza del corpo idrico recettore, quindi del corpo idrico che dovrebbe avere la garanzia di raggiungere gli obiettivi di qualità imposti dalla direttiva quadro acque. Nel contesto però di riferimento bisogna contemperare tutti quegli interessi che sono anche di carattere socio-economico, quindi è chiaro che pensare in maniera brutale ad un quantitativo che vada a garantire la tutela del corpo idrico senza fare però le dovute considerazioni di riferimento non è un qualcosa che la direttiva chiede. Siamo un po' in ritardo per quanto riguarda le sperimentazioni dovute anche al periodo Covid, anche poi a situazioni climatiche che non hanno consentito una piena ed efficace effettuazione di queste sperimentazioni. L'idea certamente è quella di doverla attuare, perché è una misura che non possiamo escludere, perché la tutela quantitativa dei corpi idrici è imprescindibile, ma certamente stiamo ragionando anche col supporto di Ambi, con il supporto anche della Regione Veneto, per trovare, come dire, quelle condizioni, quelle informazioni e quelle caratteristiche, insomma, appunto, di carattere economico, che tengano conto anche degli effetti sull'attività agricola, industriale di riferimento che fanno uso dell'acqua, per poter definire una strategia da rappresentare in sede europea che ci dia garanzia di una gradualità nell'applicazione del deflusso e anche di rivedere i termini stessi di questo insomma, quantitativo da dover rilasciare. Oggi credo che sia un incontro importante, un confronto necessario, perché più idee arrivano, più decisioni, più informazioni riusciamo ad acquisire e meglio saremo noi in grado di poter rappresentarci e presentarci in Europa.